Francesco, ci sei? Chef, ecco le pere. Le pere. Chef, voi avete detto cacio e pere. Ho detto cacio e pepe. Vabbè, cacio e pere. Ovviamente è una cacio e pepe. Ingredienti: pecorino, pepe e un buon formato di pasta. Noi facciamo una generosa quantità di pepe, la chiudiamo qui e con un batticarne. Pronti? Questa è una pasta che va fatta all'ultimo momento. Quando calate la pasta, cominciamo a fare la salsa. Salate l'acqua della pasta, però mi raccomando, la metà a cui siete normalmente abituati, perché l'acqua vi servirà per fare la cremina. E mettiamo il pepe che abbiamo sgranato sul fondo, tostatura leggera. Quando comincerete a sentire un po' un odore balsamico, silvestre, il pepe è pronto. Spegniamo la padella con un poco d'acqua, portatela a cottura. La pasta in questo caso non va mantecata e quindi il tempo dovrà essere concluso in cottura. Adesso voi vi aspettavate la cremina, quindi un po' di acqua calda dentro e poi l'avremmo utilizzato. No, accorciamo ancora di più i tempi. Direttamente in padella coliamo la pasta, tutto qui in padella, accendiamo, aggiungiamo un mestolino d'acqua, mi raccomando che non sia salata, digiriamo quel tanto che serve per darci l'amido, spegniamo. Abbiamo portato al bollore e continuiamo a girare. La temperatura si è abbassata. Adesso andiamo di formaggio. Ci è voluto un attimo. Sa proprio di Roma. Io in piatto. Non attorcigliatela la pasta, se no rimarrà un bel mappazzone cremoso. Cacio e pepe. E fate i bravi. Chef, ma le pere? E ci mettiamo pure le pere. È buono anche così. Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Adesso scatenatevi con i commenti e fate i bravi.